Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal Pala Ferrarin di Breganza per questa 22esima giornata del massimo campionato di Serie 1, il big match della 22esima giornata con il Breganza che ospiterà questa sera il Viareggio, entrambi reduci da due partite favolose nell'ultima giornata. Andiamo a vedere subito quelli che sono i roster che possono schierare entrambe le compagini, partendo ovviamente dal CGC Viareggio con il numero 1 Emiliano Torre, con il 26 Elia Cinquini, con il 29 Joseph Selva, con l'11 Romeo Danna, con il 99 Niccolò Puccinelli, con il 9 Samuele Muglia, con il 70 Luca Lombardi, con il numero 7 Fernando Montigel, con il 77 Liam Rosi, con il 10 Leonardo Barozzi. L'allenatore è il signor Dolce Francesco. Il Breganze risponde con il numero 32 Francisco Veludo, con il 6 Andrea Borgo, con il 14 Eloy Michans, con il 2 Samuel Amato, con il 58 Andrea Scuccato, con il 4 Pietro Battaglin, con il 3 Andrea Dalla Valle, con il 99 Silvio Costenaro, con il 21 Garar Teixido, quindi con il 26 Marco Zanfi. Allenatore ovviamente il signor Diego Mirra. Arbitreranno la partita di questa sera i signori Joseph Silecchia e Francesco Stallone. L'arbitro ausiliario sarà il signor Stefano Barbolan, il cronometrista invece il signor Gregory Pavan. Tutto pronto quindi per l'inizio di questa partita tra Breganze e Viareggio, un Breganze che può schierare Selva e Danna, quindi con Cinquini e Montigello, ovviamente Barozzi in retroguardia. Dall'altra parte invece vediamo Teixido, Michens, Scucato e Amato, quindi parte lo starting five ovviamente con Veludo in porta. Parti quindi subito con lo starting five migliore di mister Diego Mira, come si diceva un Breganze che è reduce da una sonora vittoria di 6-0 in quel di Sarzana, un risultato tondo. Dall'altra parte però un Viareggio che è reduce invece dalla vittoria contro la capolista Lodi, che lo ha affermato la corsa della capolista, e quindi due squadre che si possono dire assolutamente in forma in questa parte della Serie 1, anche se l'andamento magari del Viareggio, come anche in parte anche quello del Breganze, è stato spesso molto altalenante e infatti nella partita precedente il Viareggio aveva perso per 7-0 contro il Follonica. È un campionato molto equilibrato, come poi magari avremo modo di vedere anche dalla classifica, veramente molto corta sia per quanto riguarda i playoff sia anche per quanto riguarda i playout. Ma andiamo in cronaca diretta con il Viareggio che sta manovrando pallina al centro della pista. Adesso il tiro dalla distanza proprio di Elia Cinquini, tiro che viene però intercettato. Amato, difesa del Breganze, riesce a liberarsi di Selva, dietro per Michans, steccata di Selva che però trova i gambali proprio di Romeo Danna, pallina che si impenna e nulla da fare, pallina che non giunge dalle parti di Barozzi. Adesso si dovrà ricominciare con una punizione per il Breganze, già sul punto di battuta proprio Amato, con Teixido già pronto a dare pallina, Michans o Amato. Vedremo quale sarà la soluzione degli uomini di Diego Mir. Tiri dalla distanza di Michans fuori dallo specchio della porta, quindi in ripartenza proprio Selva dietro verso Montigel, il metronomo di questa formazione, anche se in effetti sia il capocannoniere sia l'uomo assist della squadra di Dolce rimane comunque sempre ovviamente l'ottimo Joseph Selva, che in questo momento lo vediamo in possesso di pallina. Palline dietro verso Montigel, tiro dalle distanze di Montigel e pallina che esce dallo specchio della porta, poi rimbalza sul retroporta, quindi si dovrà ricominciare con un ingaggio a due
23 minuti 37 secondi alla fine del primo tempo, ovviamente il risultato ancora fermo sullo 0-0. Montigelli intanto recupera la pallina per il Viareggio dietro verso Cinquini, quindi Selva prova a far girare la squadra di Dolce al centro della pista per ancora Montigelli. Molto alti in questo momento la difesa del Braganza, che tenta di andare subito a mettere un minimo di pressione al portatore di palla, non farlo avvicinare, come in questo momento attenzione a Teixido, si chiude molto bene però con 3 giocatori della difesa del Viareggio, quindi ancora Montigelli a manovrare la pallina per il Viareggio. Cinquini prova per vie centrali, tutto chiuso, preferisce tornare sui suoi passi e quindi scaricare ancora verso Montigelli, il quale va a chiamare lo schema dei suoi giocatori, quindi Montigelli ancora con Selva. Prova Selva ad andare via e l'arbitro vede però un fallo proprio di Montigelli, il primo fallo di squadra del Viareggio. 0 ancora quelli del Braganza. 22 minuti e 34 secondi qui alla Pallaferra Arena, 22esima giornata del massimo campionato di Serie 1, meno dopo questa giornata, quindi meno 4 alla fine del campionato, e poi andremo a vedere anche i percorsi che dovranno fare sia Braganza sia Viareggio da qui alla fine della regular season. Sicuramente da brividi quello del Braganza, un po' più semplice invece il percorso che dovrà fare Viareggio. Intanto Amato, attaccato però da Selva, torna a scaricare palla dall'altra parte con Scuccato prova l'incursione verso Teixido, però è lì in agguato Montigelli a marcarlo, che riesce a disturbarlo. Ancora i due vanno a lottare sulla pallina, l'arbitro lascia proseguire, alla meglio Montigelli che esce dalla difesa, finta il tiro per Cinquini che gli viene però sporcato, e quindi Michans che va a recuperare pallina. Michans intanto va a chiamare anche lo schema con Teixido che lo ascolta e va a prendersi pallina. Teixido però è subito attaccato e quindi preferisce ricominciare l'azione dell'attacco. Scuccato ancora per Amato supera in questo momento il centro della pista, tiro di Amato abbondantemente alto sopra lo specchio della porta, e quindi si può ricominciare con la pallina per il Viareggio. Selva riesce a trovare il ferro all'esterno della porta, sembrava però essere sulla traiettoria proprio Veludo. Intanto adesso sotto misura ancora Scuccato per il Braganza, tiro sporcato, attenzione al contropiede in avanti Teixido tutto solo, Teixido bravissimo però Barozzi andare a chiudere tutti gli spazi, occasionissima però per Teixido in contropiede per il Braganza. Montigelli intanto va a dare ordine ai suoi, un po' il metronomo del Viareggio di Francesco Dolce. Selva intanto va a prendersi pallina, entra e si posiziona dietro la porta di Veludo, ancora con Cinquini. Selva dietro ancora per Montigelli, tira dalla distanza di Montigelli, viene intercettata però da Teixido che è subito però marcato proprio da Danna. Un trascorso anche qui a Braganza per Danna. Tanto Cinquini per il Viareggio. Montigelli, Selva prova ad aprire il gioco il Viareggio nel tentativo di far allargare le maglie del Braganza. Selva prova a dare lo spunto proprio ancora a Elie Cinquini. L'arbitro intanto vede un'altra spinta ancora una volta di Montigelli che non è d'accordo, dice di essere stato trattenuto lui per primo. L'arbitro dà il fallo di squadra comunque al Braganza, quindi 2 falli per Viareggio, 0 per Braganza, con Michans che va a battere la punizione. Amato intanto subito attaccato da Selva. Amato riesce comunque a superare la metapista, riesce a trovare molto bene però di spalle Gerard Teixido, ancora Teixido dal dietro verso Michans, tiro di Michans centrale, Barozzi, nessun problema. Selva
Selva che riesce in qualche maniera a mantenere il possesso di pallina. Selva riesce ad arrivare fino in fondo, grande talento per ovviamente l'attaccante Viareggino. Dall'altra parte Teixido e riesce in qualche maniera, scuccato quasi al volo, a deviare la pallina. Barozzi però chiude tutto, già seconda occasionissima. Danna, e il tiro di Danna fuori dallo specchio della porta, con Michans che va a recuperare pallina, supera la metà pista per Amato. Ancora Teixido, 19 minuti in questo momento, alla fine del primo tempo, sempre 0-0 qui al Palla Ferrarin. Breganze Viareggio, valido per la 22esima giornata del massimo campionato di Serie 1, tanto con Viareggio che va a recuperare pallina, centro della pista. Montigel prova a smistarla verso Selva, ancora Montigel che va a chiamare lo schema per i suoi. Ci prova adesso Danna con Cinquini in centropista. Tanto Selva aspetta il suggerimento dietro porta. Marcato stretto però da Scuccato. Attenzione intanto al tiro improvviso di Cinquini. Veludo chiude il primo palo, nessun problema per l'estremo difensore breganzese. Quindi Amato allarga verso Michans. Tanto dentro anche Silvio Costenaro, fa subito partire la girandola dei cambi mister Diego Mir, partendo appunto da Costenaro. Per lui già 3 reti e un assist quest'anno in questo campionato. Attenzione intanto che Teixido va a prendersi un altro fallo di squadra, questa volta è Elie Cinquini. Spingere il giocatore rossonero contro Balaustra e quindi si dovrà ricominciare con una punizione per i rossoneri, con Costenaro già pronto alla battuta. Quindi Teixido dietro verso Amato, allarga il gioco dall'altra parte. Michans prova ad andare in velocità, sta filata che però la pallina viene deviata, quindi il difesa Viareggina che può andare a recuperare pallina, prova in velocità ancora Selva, attenzione, pallina che rimane lì. Non riesce Cinquini poi ad andare in ribattuta, preferisce passarla verso Selva. Ancora Cinquini, Selva. Viareggio che prova a insistere con questa manovra d'attacco. Selva per la deviazione di Danna, pallina che si alza non di molto. Quindi Michans, Teixido, ancora Michans. Amato per il Breganze, lungo Balaustra sempre per Eloy Michans, dietro porta per Costenaro ancora Michans. Prova il tiro, questa volta bloccato proprio da Danna, pallina che in qualche maniera rimane nelle stecche del Breganze. Adesso ci sono 15 secondi per arrivare alla conclusione, pallina che però viene persa sull'attacco di Cinquini da Teixido. Attenzione a Montigel che va a recuperare adesso palla con Selva. Cinquini ancora per Selva, prova ad allargare verso Montigel, ancora Cinquini, lungo Balaustra. Cinquini prova ad involarsi, Selva tutto chiuso però dalla difesa della squadra di Diego Mir, prova a mettere lì al centro una pallina che poi viene recuperata, si riprova dall'altra parte con un taglio Michans, anche in questo caso però pallina che viene recuperata e quindi il risultato che non cambia. Intanto entra con il numero 9 Samuele Muglia per il Viareggio, un altro ex in prestito qui a Breganze. Muglia, tiro dalla distanza ancora una volta di Montigel. Difese che si stanno comportando molto bene in questa prima parte, in questi primi 10 minuti di partita, non lasciano filtrare un paio di occasioni, anzi un'occasione chiarissima è successa al Breganze proprio all'inizio del primo tempo. Poi le difese hanno registrato le misure e sono riuscite a chiudere tutti gli assalti. Si tenta
molto di più con un tiro dalla distanza alla ricerca di una deviazione per cercare di sbloccare la partita, e adesso lo sta provando Teixido, con Teixido che è al limite dell'area ma deve scaricare dietro verso Michels che prova il taglio, intercettato però ancora una volta da Montigelli. 14 minuti e 38 secondi alla fine del primo tempo, sempre 0-0 qui al Pala Ferrarina, con il Viareggio che sta manovrando con Montigelli, quindi prova ad allargare verso ancora Samuele Muglia. Sempre Montigelli a ritmi non elevatissimi di questa partita. Attenzione, perché adesso pallina che rimane lì, Costenaro dall'altra parte, il tiro di Amato centrale, nessun problema per Barozzi. Intanto Cinquini prova ad andare a riportare in su la squadra con Montigelli. Adesso lungo balaustra si ritorna dai 10 Cinquini, tiro dalla distanza di Cinquini, quindi Teixido. Non sono mai ripartenze velocissime quelle né da una parte né dall'altra. Intanto è dentro anche Andrea Dalla Valle per quanto riguarda il Braganza. Attenzione, perché adesso si può sviluppare una contropiede, ma Muglia viene messo subito all'angolo proprio da Costenaro. Si diceva che in entrambe le formazioni non c'è mai la volontà di andare a scoprirsi, quindi a tentare qualche contropiede in velocità, almeno che non sia ovviamente chiaro e limpido. Quindi ritmi piuttosto bassi di questa partita, almeno in questi primi 10 minuti. Non tantissime occasioni né da una parte né dall'altra. Attenzione, perché Dalla Valle aveva avuto adesso praticamente una punizione di prima, se l'era completamente dimenticato la difesa del Viareggio e stava sorprendendo veramente tutti. Tiro impreciso però che finisce fuori dallo specchio della porta, con Viareggio adesso che può andare a manovrare di nuovo, sempre con Samuele Muglia, quindi con Cinquini ancora Muglia, quindi il tiro di Danna, pallina che rimane lì. Montigelli subito attaccato da 3 persone, non riesce a girarsi, e quindi il Braganza può andare a tessere di nuovo l'azione d'attacco con questa palla in avanti. Teixido tradito anche da un rimbalzo strano della balaustra. Attenzione, dall'altra parte prova ad andare fino in fondo proprio Muglia. Dan dietro per Montigelli, ancora Cinquini. Montigelli prova ad aprire ancora verso Dan, quindi Muglia. Siamo sulla 3/4, ancora una volta il taglio di Muglia per la deviazione tentata da Muglia. Dall'altra parte invece prova la triangolazione Teixido Amato, pallina che viene recuperata Viareggio. Intanto viene chiamato anche il primo time out, la prima occasione utile. Questa volta parte da Francesco Dolce, time out. Cinquini. Ancora Montigelli, lungo balaustra, prova a scendere, sempre però Franco Bollato, il giocatore viareggino. Amato adesso prova ad andare a prendergli palline, in qualche maniera Montigelli riesce a mantenere il controllo. Tiro dalla distanza fuori dallo specchio della porta di Cinquini, con Teixido che va a recuperare pallina per il Braganze. 11 minuti in questo momento alla fine del primo tempo, sempre 0-0 qui al Pala Ferrarina tra Braganze e Viareggio. Tanto rientra anche con il numero 58 Andrea Scucato. Attenzione, perché Montigelli, Danna che non riesce però ad agganciare pallina. Era un ottimo contropiede questo del Viareggio. Ancora Montigelli per Cinquini. Montigelli ancora possesso di palla sempre per Danna, dietro porta Costenaro va a disturbarlo, si ritorna quindi da Montigelli. Cinquini, attenzione, Cinquini arriva fino in fondo ed è il Palio questa volta a salvare il Braganze.
Dall'altra parte prova il tiro incrociato proprio Silvio Costenaro, pallina alta che non impensierisce Barozzi. Andiamo quindi a riassumere la situazione qui al Pala Ferrarin, dove mancano 10 minuti e 4 secondi alla fine del primo tempo, con il risultato di 0-0 tra Breganze e Viareggio. Quindi ancora reti inviolate, questo big match della 22esima giornata, che andiamo a vedere anche quali sono le altre partite. Come sapete è stata rimandata l'Odi Forte dei Marmi a data di destinarsi a causa appunto del problema del coronavirus. Quindi Breganze e Viareggio le partite che vi stiamo trasmettendo questa sera. Sandrigo Monza è la partita che si gioca qui proprio a qualche chilometro di distanza, quindi a Valdagno è ospite il Follonica, mentre lo Scandiano ospita il Sarzana. Domani alle ore 18 invece ci sarà la partita tra Correggio e Trissino, quindi Montebello chiuderà questa 22esima giornata mercoledì 26 alle ore 20:45 con ospite il Bassano. Finisce anche quindi il time out chiesto proprio da Francesco Dolce per questo primo tempo per il Viareggio. Andremo a vedere quali suggerimenti sono stati dati dall'allenatore toscano per vedere di andare a sbloccare la partita. Ferma ancora sullo 0-0, intanto ci prova subito mettendo dentro Liam Rosi e quindi prova a far girare le carte anche Mister Dolce. Selva intanto in possesso di pallina ancora per Montigel. Muglia dietro ancora verso Montigel che supera la centrapista, preferisce però andare dietro a scaricare verso Rosi, ancora lungo Balaustra. Selva prova il taglio, Selva molto attento però Amato a non far passare pallina, ci riprova di nuovo con un altro assist. Borgo intanto è entrato in pista, il giovane talentuoso Borgo del Breganze per gli uomini di Diego Mira. Attenzione intanto, Selva fa tutto da solo e va a conquistarsi al limite dell'area proprio una punizione, quindi anche il primo fallo di squadra del Breganze. 3 invece sono quelli del Viareggio, con sul punto di battuta Montigel subito pronto, ancora la staffilata di Selva viene deviata però, ma Viareggio che rimane comunque in possesso di pallina, ancora con Rosi dietro porta, va a piazzarsi ancora Muglia, di nuovo verso Montigel, è proprio Rosi che va a piazzarsi adesso al centro dell'area, aspetta il suggerimento, si preferisce tornare verso Selva, tiro di Selva che non sorprende però Francisco Veludo, che va ad alzare pallina sopra la traversa, con adesso un retropassaggio del Viareggio piuttosto preciso, si andrà oltre i 5 secondi esatto, di antigioco, e quindi si dovrà ricominciare con la punizione per il Breganze. 8 minuti 31 secondi alla fine di questo primo tempo, con il risultato che non cambia, sempre 0-0 qui al Pala Ferrarin tra Breganze e Viareggio, con una punizione adesso per il Breganze. Borgo va a ricevere pallina, si posiziona dietro porta, fallo però ravvisato dall'arbitro da parte di un giocatore viareggino, quindi altra punizione per il Breganze, sempre con Dalla Valle sul punto di battuta. Ancora Borgo per Dalla Valle, riesce ad arrivare ma disturbato da Muglia, non riesce a indirizzare pallina. Borgo va a lottare sul pallina, riesce in qualche maniera a mantenere il controllo, ma poi arriva Selva che va a rilanciare l'azione offensiva del Viareggio. Muglia in avanti verso Monticello, attenzione perché arriva la rete di Samuele Muglia al 7 minuti e 59 secondi dalla fine. Muglia porta in vantaggio il Viareggio con un'azione insistita
che aveva prima colpito il palo, poi era carambolata sul portiere per quindi finire nella rete dei rossoneri. Quindi 1-0 per il Viareggio, risultato sbloccato a 7:59 minuti dalla fine del primo tempo. Adesso vedremo quale sarà la reazione del Breganze allo svantaggio con Michans che intanto rientra in pista. Scuccato ancora Michans, mantiene pallina, attenzione perché Borgo in mezzo a due giocatori. Arriva il quarto fallo di squadra del Viareggio. L'arbitro va a spiegare intanto a Samuele Muglia la dinamica che ha portato al fischio di questa punizione, con intanto Scuccato sul punto di battuta. Michans pronto a ricevere, ancora Scuccato. Michans, il tiro di Michans dalla distanza, pallina che esce dallo specchio della porta. Attenzione a Muglia in velocità per il Viareggio. Muglia frena, preferisce scaricare dietro verso Selva. Viareggio che va a manovrare la pallina al centro della pista con ancora Selva. Taglio di Selva che però viene recuperato in velocità da Dalla Valle. Prova Dalla Valle ad alzarsela, però un alza e schiaccia, pallina che però va troppo in avanti ed è preda sempre di Barozzi. Intanto Selva va a commettere il quinto fallo di squadra del Viareggio. 6:56 da giocare ancora in questo primo tempo, risultato 1-0 per Viareggio grazie alla rete al 18esimo di Samuele Muglia. Montigel sempre per il Viareggio con Muglia, ancora Montigel. Liam Rosi ancora per Montigel. Viareggio, tiro dalla distanza di Montigel, pallina che viene deviata, quindi poi recuperata dal Michans. Texido intanto rientra in pista al posto di Dalla Valle, vuole dare spinta offensiva alla formazione Diego Mir, quindi rientrano i due catalani, indubbiamente con Texido il miglior marcatore per quanto riguarda appunto il Breganze. Borgo adesso in possesso di pallina con Michans, prova ad andare ancora lungo Balaustra, scarica verso Scuccato ancora per Borgo che prova l'alza e schiaccia. Grande carattere da parte di questo giovane talentuoso breganzese. Ha trovato un'alza e schiaccia e ha trovato però sulla sua strada Barozzi a dire di no. Monticelli intanto. Dietro ancora per Selva. Selva prova a fare tutto da solo. Selva è riuscito a trovare il Pertugio. Veludo che si arrabbia anche con la sua difesa. Rosi adesso in possesso di pallina. Montigel quindi per Selva. Rientra intanto in pista anche Elia Cinquini per quanto riguarda il Viareggio. Attenzione, pallina messa lì, prova a andarsene in velocità Michans, non ci riesce, pallina che viene recuperata. Rosi, Borgo che va a mettere un po' di pressione al portatore di palla. Muglia ne esce ancora verso Cinquini. Muglia, Rosi adesso prova per vie centrali ma è tutto chiuso. Intanto vediamo che l'arbitro va a fischiare anche il sesto fallo di squadra del Viareggio. Non abbiamo visto cosa avesse visto in area l'arbitro, comunque ha fischiato il sesto fallo di squadra di Viareggio, uno invece quelli del Breganze. 4:22 da giocare ancora in questo primo tempo, con il Breganze che prova a insistere, non arriva all'appuntamento con la pallina proprio Borgo. Attenzione a Borgo che viene per un attimo agganciato, riesce comunque a rimanere in possesso di palla. Scuccato, Texido prova a scendere per vie laterali, prova
rialzarsi pallina, gli viene subito stoppata però proprio da Samuele Muglia. Ancora Teixido però vede il piazzamento dei suoi, cerca il taglio, pallina che però viene intercettata da Cinquini. Selva prova ad allargare il gioco, quindi ancora Muglia. Selva per il Viareggio, viene fermato, possibilità di contropiede per il Breganze. Teixido, sta affilata di Teixido, bella la risposta di Barozzi. Siamo però a un contropiede dall'altra parte del Viareggio, fa in tempo a rientrare la difesa del Breganze, quindi nulla di fatto e si ricomincia dal centro della pista per la squadra di Francesco Dolce con Rosi, il tiro di Rosi che poi era arrivato a 2 passi da Selva. Ancora il Viareggio in possesso di palla comunque con Elia Cinquini. Si ricomincia da dietro per la squadra appunto di Diego Mir. Intanto ha chiamato un altro time out sempre da Francesco Dolce, la prima occasione utile, vuole gestire al meglio questi ultimi minuti per portare la squadra sicuramente al vantaggio all'intervallo. Tanto Liam Rosi che va in velocità, ma viene fischiato anche il fallo di squadra che porta quindi a 2 i falli di squadra per quanto riguarda il Breganze, 6 invece i falli di squadra del Viareggio. 2 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo tra Breganze e Viareggio. Il risultato è di 1-0 per il Viareggio grazie alla rete al 18° minuto di Samuele Muglia, che molto correttamente non ha esultato davanti alla platea che lo ha accolto qualche tempo fa per una stagione. Molto corretto da parte appunto di Samuele dall'altra parte il Breganze che sta cercando di andare a recuperare il risultato. Finora non ci sono state grossissime occasioni né da una parte né dall'altra, a dire la verità. Una partita piuttosto lenta, non ci sono 2 difese molto attente, molto tecnica come partita, abbastanza corretta perché poi alla fine i falli sono stati tutti quanti falli tecnici, con 6 falli di squadra del Viareggio e 2 falli di squadra per il Breganze e quindi andremo a vedere come se la giocheranno in questi ultimi 2 minuti le 2 compagini, con il Viareggio sempre in possesso di palla. Elia Cinquini prova a scaricare dietro ancora una volta verso Selva, quindi ancora per Rosi al centro della pista. Ancora prova Selva, sempre in pista il giocatore viareggino in questo primo tempo, ovvero faro della squadra appunto di Francesco Dolce. Scadono intanto i 45 secondi per arrivare alla conclusione, quindi pallina che dovrà cambiare proprietario, lo fa in questo momento con i rossoneri. Adesso in possesso di palla con Scuccato dietro verso Amato, quindi Teixido. Ancora Amato per il Breganze. Michans prova ad andare via Rosi, però che non si fa ingannare dietro porta, quindi ancora per Michans. Nessuno che si proponga al centro, quindi preferisce andare a ricominciare l'azione dal centro della pista. Tiro dalla distanza di Amato abbondantemente sopra la porta. Pallina quindi che dovrà essere rigiocata proprio dal Viareggio. Viareggio adesso che prova ad andare a manovrare la pallina sulla metapista del Breganze. Ovviamente un Viareggio che non ha nessuna intenzione di andare a forzare, anche se adesso è stato subito smentito con il taglio di Cinquini. Dall'altra parte però Samuele Amato sbaglia però anche lui e quindi si andrà sicuramente nei 5 secondi di antigioco. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto di gioco, 48 secondi per la precisione della fine di questo primo tempo, che vede il Viareggio in vantaggio 1-0 qui alla Palla Ferrarina, 22esima giornata della
Massimo campionato di Serie 1 con Selva adesso in possesso di palla. Selva esce da dietro porta, scarica ancora verso Cinquini, prova ad allargare verso Rosi. Danna ancora per Selva. Cinquini ancora per Rosi, quindi Selva vanno a sfruttare fino all'ultimo secondo ovviamente il Viareggio. 4 secondi alla fine del primo tempo, tiro in avanti per Amato e finisce qui quindi il primo tempo tra Braganza e Viareggio, risultato di 1-0 per il Viareggio grazie alle rete al 18° di Samuele Muglia. Ovviamente il secondo tempo può essere completamente rivisto e quindi un secondo tempo tutto da vivere qui assieme a noi al Pala Ferrarin. A dopo.
tutto bene. Ben ritrovati quindi dal Pala Ferrarina di Breganze per questo secondo tempo di Breganze Viareggio, valido per la 22esima giornata del massimo campionato di Serie 1, con il risultato che vede in vantaggio Viareggio per 1-0 grazie alla rete al 18esimo di Samuele Muglia. Un primo tempo, come si diceva, molto equilibrato, con le difese molto accorte sia da una parte che dall'altra, non tantissime le occasioni. Una vincente l'ha trovata il Viareggio al 18esimo, appunto con Samuele Muglia. Falli di squadra 6 per il Viareggio, 2 invece per il Breganze, un Breganze che adesso dovrà cercare di trovare la chiave della partita per riuscire ad andare a recuperare il risultato, ma torniamo in cronaca diretta con il Viareggio che sta già manovrando pallina al centro della pista con Montigel, quindi con Eloy Michans che va a recuperare pallina che era stata scaricata proprio sul fondo della pista, con Breganze che prova ad andare a impostare anche un'altra, l'ennesima azione d'attacco, prova il tiro e arriva subito la rete di Garar Texido per il pareggio del Breganze, proprio, anzi scusate, scuccato, non Garar Texido, l'autore della rete, che va subito al primo minuto a riportare la situazione di 1-1 tra Breganze e Viareggio. Quindi subito il Breganze che ritorna in pista con il primo taglio di Eloy Michans, e quindi la rete di Scuccato va a rimettere in parità la situazione qui al Pala Ferrarina. Texido adesso in possesso palla, prova il taglio che viene però recuperato al volo proprio da Muglia, che stava rientrando in difesa. Ancora Samuele Muglia per Montigel che prova a ridistendere in avanti l'azione del Viareggio, finta il tiro dietro porta, ancora per Muglia, Montigel, quindi per Cinquini, ancora Montigel scarica la pallina verso Muglia, quindi con Selva. Montigel al tiro, questa volta trova i gambali proprio di Michans. Texido si distende molto bene Barozzi, tiro piuttosto centrale. Attenzione, intanto bella l'idea di Muglia in avanti per Selva, forse un po' sorpreso. Era bella comunque l'idea dell'autore della rete del Viareggio, con intanto Breganze che va a recuperare sempre con Samuel Amato. Texido dietro porta, difesa da Barozzi. Texido costretto a uscire dalla zona dell'area, si riporta al centro della pista, francobollato sempre da Montigel, ancora per Amato. Alta adesso la pressione da parte dei giocatori proprio di Dolce, colpiti a freddo proprio all'inizio della ripresa per la rete dell'1-1. Ricordiamo che l'andata finì per 5-5 dopo che il Viareggio si era portato sul 5-3. Attenzione intanto a Selva, prova un'incursione fermato proprio da Scuccato, che è andato a portarlo dietro porta, quindi si è preferito ricominciare al centro della pista con Cinquini. Scarica verso Balaustra per Montigel, vede un pertugio Montigel per la deviazione di Muglia. Pallina che finisce sul fondo, quindi Michans. Scuccato ancora, questa volta alza il guantone Barozzi. Amato, sempre per il Breganze, che prova a insistere con Texido, ancora Michans. Texido lungo Balaustra, vede il posizionarsi al centro dell'area dei suoi giocatori, preferisce portarsi in zona centrale, si gira, sorpreso però Michans, non riesce ad andare incontro alla pallina. Tanto Cinquini prova un'incursione, questa volta in copertura c'è proprio lo stesso Michans, con pallina che rimane comunque nelle stecche bianco-nere. Muglia dietro ancora per Montigel, supera il centro della pista, Montigel scarica dietro verso Cinquini, pallina che viene recuperata ancora da Amato. Amato all'angolo,
marcato da due giocatori. In qualche maniera Amato riesce a mantenere il possesso della pallina. Michans, tiro di Amato, questa volta incontra il corpo proprio di Cinquini. Dall'altra parte attenzione, in doppia battuta con Selva, che si era trovato un'autostrada fino a Veludo. Adesso partita che sembra aver aumentato perlomeno i ritmi di gioco con Muglia. Viareggio adesso con Cinquini dietro per Selva. Montigel, taglio di Montigel però che trova questa volta Teixido, pronto a recuperare pallina. Amato. Pallina che viene recuperata ancora da Viareggio con Muglia. Montigel prova il tiro, viene però respinto, attenzione 3 contro 2, Teixido si allarga, Teixido, e non riesce ad andare verso Scuccato, attenzione perché Muglia va a prendersi il cartellino blu per il colpo inferto proprio a Scuccato, quindi punizione di prima adesso per il Breganze. Sarà lo specialista Gerard Teixido andare a battere questa punizione di prima. Dall'altra parte ovviamente Barozzi a difendere la gabbia del Viareggio. 19 minuti 58 secondi alla fine del primo tempo e punizione di prima per il Breganze con Gerard Teixido che si porta sul punto di battuta. Pronto per la battuta, l'arbitro controlla la posizione del Barozzi all'interno della gabbia, parte Gerard Teixido contro Barozzi, Teixido e la mette lì in maniera spettacolare, riesce ad andare a sbilanciare sulla sinistra Barozzi per poi metterla nell'angolino esattamente opposto e arriva quindi anche il 2-1 al sesto minuto proprio di Gerard Teixido su punizione di prima. Ribalta quindi il risultato il Breganze nel giro di 6 minuti della ripresa, proprio quando la partita aveva iniziato a prendere velocità. Si sono create più occasioni. Attenzione intanto ad Amato, troppo avanti la pallina per Amato su anche questo contropiede molto buono per quanto riguarda il Breganze. Breganze ovviamente che adesso gioca sulle ali dell'entusiasmo, del ritrovato vantaggio con Amato. Ancora Teixido. Prova per vie centrali, Gerard Teixido prova ad alzarsi pallina, difficilissimo. Rimane comunque in possesso della stessa. Taglio per Michans che non riesce ad allungarsi per andare a deviare in tap-in la pallina dietro porta di Barozzi, ma ancora Breganze che prova ad andare a insistere con ancora Michans. Teixido prova a girarsi alzandosi la pallina. Pallina che viene data lungo Baleaustra perché viene recuperata proprio da Montigel. 18 minuti 34 secondi alla fine del secondo tempo. 2-1 il risultato che ha il palla a Ferrarin per il Breganze in questa 22esima giornata del massimo campionato di Serie 1. Dopo la rete del 18esimo di Muglia, il pareggio di Scuccato al primo minuto e quindi Teixido sulla punizione di prima per il 2-1 con Cinquini adesso a manovrare pallina e intanto viene assegnato il terzo fallo di squadra al Breganze, fallo su Montigel, mi pareva da parte di Scuccato, quindi sul punto di battuta proprio Montigel. Intanto viene chiamata anche la distanza da Danna. Selva dietro ancora per Cinquini. Tiro dalla distanza di Cinquini per la deviazione, questa volta si trovava sulla traiettoria
Veludo, nessun problema per lui. Intanto in avanti va a cercare Scuccato Michans. Entra intanto anche Silvio Costanaro per il Breganze, che adesso Barozzi bravissimo ad andare a intercettare la pallina che era destinata questo taglio ad Amato, che si trova proprio lì a 1,5 metri di distanza proprio dallo stesso Barozzi. Michans adesso recupera la pallina nella sua metapista. Scuccato subito attaccato proprio da Montigel, pallina che giunge in qualche maniera dall'altra parte proprio da Amato. Ancora Scuccato dietro porta. Scuccato viene marcato ancora da Montigel, che questa volta riesce a prendere le palline. Attenzione intanto, e Cinquini, doppia battuta. Cinquini, e ancora Veludo che va a chiudere la saracinesca ben 2 volte nel giro di un paio di secondi. Costanaro dietro adesso, smista palla Amato ancora per Scuccato, si ritorna ancora quindi da Amato. Subito l'attacco di Selva che riesce ad andare a prendere in maniera regolare secondo l'arbitro pallina proprio ad Amato, e quindi al Viareggio permette di andare a rifare un'altra azione d'attacco con Montigel, lungo Baleusto, ancora per Selva. Si torna indietro verso Cinquini, tiro dalla distanza di Cinquini che sorprende questa volta Veludo per il 2-2 al 9° minuto. Cinquini riesce a pareggiare la situazione, quella del Pala Ferrarin, distanza siderale per il tiro di Cinquini dalla 3/4 pista praticamente. Ha fatto partire un missile probabilmente coperto. Veludo è riuscito in questo caso a sorprenderlo, e quindi poi pallina che ha trovato il fondo della rete. 2-2 intanto. Adesso anche un tiro di Michans che ha scheggiato la porta difesa proprio da Balozzi, e pallina che si è alzata, è uscita dal rettangolo di gioco, quindi si dovrà ricominciare con una punizione per Breganze. Attenzione, perché pareggiamo subito i conti anche per quanto riguarda i Legni, perché anche da parte proprio di Samuele Muglia una traversa, quindi perfetta parità sia per quanto riguarda le reti sia per quanto riguarda i pali. Attenzione intanto ancora Danna, questa volta alza gli scudi proprio Veludo. Amato intanto prova ad andare al tiro, Amato nell'angolo, sempre attaccato da Cinquini. Amato e Cinquini dietro porta intanto per il giovane Borgo, rientrato in pista per la squadra di Diego Mir. Montigel va a recuperare la pallina nell'angolo. Borgo tenta di andare a disturbarlo, riesce in qualche maniera a passarla comunque a Muglia. Muglia arriva fino in fondo pista, preferisce tornare indietro verso il centro della pista. Ancora Danna, quindi Montigel, Muglia, ancora Montigel, quindi Danna, sempre al centro della pista. 13 secondi per arrivare alla conclusione, prova a mettere lì, attenzione intanto, tutto solo, si defila troppo Muglia, che si era trovato pallina proprio davanti a Veludo. Costanaro intanto per Michans, pallina che però viene recuperata proprio da Montigel. Montigel che viene agganciato, l'arbitro dice che si può proseguire. Costanaro intanto per Borgo. Michans prova ad alzarsi pallina, nulla di fatto, pallina fuori dallo specchio della porta, occasionissima questa per il Breganze. Mogugna ovviamente il pubblico, era una grande occasione. Questi 14 minuti e 9 secondi alla fine di questo secondo tempo tra Breganze e Viareggio, con il risultato di 2-2 qui al Pala Ferrarin. Rosi intanto dietro per Cinquini, tiro intanto dalla distanza di Cinquini,
fuori dallo specchio della porta, si può ricominciare a tessere la manovra offensiva per il Braganza. Intanto Amato va al tiro fuori dallo specchio della porta, Rosi intanto va a recuperarla, rimane lì in posizione Amato, andare a disturbare il portatore di palla. Danna intanto in avanti, quindi Muglia, tutto chiuso anche però per Muglia grazie alla difesa del Braganza che ha serrato i ranghi. Quindi Muglia dietro porta sta aspettando il posizionamento dei suoi. Cinquini sempre dalla distanza, vedremo se tenterà ancora il tiro, invece preferisce andare al taglio, pallina troppo alta. Intanto viene chiamato anche il time out, questa volta sponda Breganze da parte di Diego Mir. Quindi andiamo a riassumere la situazione qui al Pala Ferrarin, dove tra Braganza e Viareggio siamo sul risultato di 2-2 grazie alla rete al 18° minuto di Muglia nel primo tempo, che si è concluso quindi sull'1-0. Si apre invece il secondo tempo con Scuccato che già subito al primo minuto va a impattare la partita per l'1-1, quindi al 6° minuto Teixido per il vantaggio del Breganze, poi un bolide, un missile terra-aria di Cinquini al 9° minuto per il risultato momentaneo di 2-2, con 6 falli di squadra del Breganze e del Viareggio, tutti nel primo tempo, e 3 invece quelli del Breganze. 13 minuti e 05 secondi, quindi ultimo quarto di partita qui al Pala Ferrarin tra appunto Breganze e Viareggio. Un secondo tempo sicuramente molto più veloce rispetto alla prima frazione di gioco, che invece è stata assolutamente molto più lenta e molto più di contenimento, con le difese molto più accorte. Nel secondo tempo infatti si sono viste più di un'occasione, si sono visti 3 reti, si sono visti 2 pali e una gran bella partita completamente diversa rispetto al primo tempo, con adesso il Viareggio che sta andando a battere una punizione con Danna pronto per Cinquini. Viene fischiato intanto un fallo da parte dell'arbitro, poi pallina che viene allontanata e quindi arriva anche il 7° fallo di squadra per Viareggio. Borgo intanto per Costanaro, ancora Borgo prova a alzarsi, pallina esce dallo specchio della porta, pallina che ne rimane nelle stecche comunque rosso-nere, con Amato dietro verso Michans, ancora Amato. Michans prova il taglio, Michans, pallina che esce dal rettangolo di gioco. Andiamo a vedere anche intanto quella che è la classifica della Serie 1 fino alla 21esima giornata, con Lodi 46 punti, Forte dei Marmi 45, Valdagno 40, Braganza 39, Trissino 38, Scandiano 36, Viareggio al 7° posto quindi con 32, Follonica 28, Sarzana 27, Correggio 21, Bassano 17, Monza 16, chiudono quindi Montebello e Sandrigo a 14 punti. Tanto è rimasta a terra in uno scontro Muglia, l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco perché affinché si riprendesse il giocatore. Vediamo l'arbitro che è andato a parlare prima con Diego Mir, adesso fa ricominciare con una pallina per il Breganze che era in possesso di palla, è stata interrotta l'azione offensiva, ecco la polemica da parte della panchina rossonera, proprio per permettere di andare a permettere di recuperare appunto Samuel Muglia. Torniamo in cronaca diretta con Teixido, centrale il tiro di Teixido, questa volta Barozzi che va a parare, ancora Teixido, prova ad allargare verso Amato.
Borgo centrale, la pallina nulla da fare, quindi con Muglia che va a recuperare pallina, supera il centro della pista dietro verso Cinquini, adesso cerca di rallentare un po' il gioco della squadra di Francesco Dolce. 11 minuti e 15 secondi alla fine del secondo tempo. Muglia continua a trattenere pallina dietro ancora per Rosi, che intanto è entrato al posto, è entrato per il Viareggio, parla proprio al posto di Selva. Rosi intanto per Dan, dietro porta Dan, pallina che però viene recuperata proprio da Teixido, che è entrato in pista intanto per la squadra di Diego Mir. Teixido in avanti, Teixido per e Barozzi, chiude tutto, quindi ancora Borgo per il Breganze, non riesce a girarsi proprio grazie all'attacco di Cinquini, quindi Amato, pallina in avanti ancora per Borgo, quindi Teixido, Amato, tiro della distanza di Amato, alza il guantone Barozzi, pallina che rimane nelle stecche rossonere, adesso prova a girarsi, Teixido, prova l'alza, schiaccia Teixido, troppo sotto porta, Barozzi, per Barozzi nessun problema, ma prova a insistere ancora la squadra veneta con Teixido, quindi con Amato. Provato il tiro centrale, Amato, pallina che è rimbalzata e può essere recuperata quindi dal Viareggio. Cinquini ancora una volta in avanti, prova Dan, va a recuperarsi la pallina, Dan in velocità, tanto Montigelli rientra in pista per la squadra viareggina al posto proprio di Elia Cinquini, quindi Rosi ancora per Montigelli, sembra manovrare il centro della pista la squadra di Francesco Dolce. Montigelli dalla distanza, Montigelli questa volta pallina che viene intercettata proprio da Amato, tiro di Amato questa volta intercettata da Montigelli, ancora Amato, sta filata di Amato che finisce alta sopra lo specchio della porta. Intanto viene chiamato anche il time out sponda Francesco Dolce, quindi Viareggio. Ricordiamo intanto anche quelli che sono i marcatori per quanto riguarda le due compagini, con il Breganze ovviamente Teixido che questa sera raggiunge quindi la sua 28esima rete in questo campionato, quindi Amato ottimo il suo campionato con 19 reti, Michans 17 con Scuccato 11 reti, quindi, anzi 12 reti con quelle di stasera. Quindi Retis 5, Borgo Costanaro 3, quindi dalla Valle 2. Viareggio invece con Selva che ha siglato in questa stagione 19 reti. Muglia a questo punto è a 17 reti, Cinquini 15, Danna 10, Lombardi 4, Rosi 3 e Montigelli 3. Un'altra curiosità sarebbe questo il primo punto fatto dal Viareggio fuori dalle mura amiche nel girone di ritorno, qualora appunto questo fosse il risultato finale. Per Breganze invece si tratterebbe della seconda sconfitta casalinga tra le mura amiche. 8 minuti e 42 secondi alla fine del secondo tempo, con il risultato di 2-2 qui al Pala Ferrarin, con Montigelli a manovrare per il Viareggio. Montigelli dietro ancora per Rosi, ancora Rosi dietro porta, Montigelli, Selva, il taglio centrale di Selva era
in ritardo proprio Danna, e pallina che può essere recuperata dal Breganze. Teixido, centro della pista, prova ad allargare verso Borgo, quindi ancora scuccato, quindi Amato. Teixido ancora centrale, Teixido intanto sempre per vie centrali ci prova con la girata di Scuccato, pallina che però viene in qualche maniera bloccata proprio da Danna, che va anche a recuperarla, e quindi Viareggio che va a ridistendersi nella sua azione offensiva. Selva intanto, il taglio troppo veloce per Danna, ma Selva che rimane in possesso di palla. Attenzione, tanto Teixido prova andare su in solitaria, il tiro di Teixido fuori dallo specchio della porta, rimane comunque in possesso il rossonero della pallina. Michans, ancora Teixido, Breganze che prova a insistere con questa azione offensiva. Teixido si gira, para Barozzi, non si fa sorprendere. Monticelli che intanto va a recuperare. Selva va a chiamare lo schema per i suoi, ancora Montigel, lungo balaustra per Danna. Selva, ancora Danna. Montigel prova Selva in velocità, tiro centrale deviato, esce dallo specchio della porta, prova intanto in avanti, attenzione ad il Amato che non riesce a trovare il pertugio. Brava anche Barozzi, chiudere all'ultimo con il gambale, ma era stata una bella azione in contropiede costruita dal Breganze. Amato forse anche un po' sbilanciato, è arrivato un po' lungo e non è riuscito a trovare il pertugio per mettere pallina alle spalle di Barozzi. Il risultato che non cambia, sempre 2-2 qui al Palla Ferrarin tra Breganze e Viareggio, a 5 minuti e 59 secondi alla fine del secondo tempo, con il Viareggio che sta manovrando. Selva, adesso Montigel prova ad accentrarsi, tiro di Montigel dalla distanza che però viene in qualche maniera stoppato, proprio questa volta sembrava essere stato proprio Danna. Scuccato intanto, Teixido per Amato, pallina che si alza sopra la traversa e quindi esce dal rettangolo di gioco e dovrà essere rigiocata dal Viareggio. Rientra in pista intanto al posto di Lia Marrosi anche Elia Cinquini per il Viareggio, con Selva intanto porta su la pallina per i suoi. Montigel si porta dietro porta, dialoga con Selva, ancora pallina per Selva, attenzione che parte il contropiede del Breganze. Michans fa bene Barozzi ad aspettare fino all'ultimo, non riesce più a trovare neanche Michans il pertugio, quindi pallina che esce dallo specchio della porta. Tanto adesso prova Selva una alza e schiaccia, pallina alta dice l'arbitro. Davanti intanto Teixido, dietro per Amato, ancora Teixido. Michans, ovviamente minuti cruciali questi per decidere la partita. Ancora prova Teixido, pallina che viene deviata e viene poi recuperata dal Viareggio, con intanto Danna in avanti. Selva prova, pallina che questa volta non inganna Veludo, quindi Michans per Amato, niente da fare. Attenzione intanto adesso al contropiede del Viareggio con Montigel che però subisce il recupero della difesa del Breganze. Teixido cerca il pertugio per arrivare al tiro, viene però fermato. Selva tutto da solo, Selva fuori dallo specchio della porta, quindi ancora Michans, tiro di Michans respinto dalle gambe ancora di Danna. Teixido intanto va a recuperare pallina
Ultimi 3 minuti, 30 secondi alla fine del secondo tempo, 2-2 il risultato qui al Palla Ferrarina con il Braganza in possesso di pallina. Adesso ancora con Teixido, Michans, ancora per Montigello, quindi Danna, il tiro di Danna per Amato, anzi Amato che va a respingere Montigello. Adesso centro della pista, chiede calma ai suoi, il giocatore viareggino. Intanto viene chiamato anche il time out, la prima occasione utile proprio da Francesco Dolce per gestire al meglio questi ultimi 3 minuti, con intanto la pallina in avanti per Samuel Amato in velocità, francobollato però marcato sempre da Montigello. Sono ancora Amato e Montigello nell'angolo. Intanto ha segnato il fallo al Braganza, quindi si ricomincerà dopo il time out con una punizione per il Viareggio. Andiamo a riassumere quindi la partita fino a questo punto, 22esima giornata del massimo campionato di Serie A1 tra Braganza e Viareggio. Risultato di 2-2 dopo la rete iniziale del 18esimo minuto del primo tempo di Muglia, il pareggio di Scuccato, quindi la rete al 6° minuto di Teixido, al 9° minuto Cinquini, tiro dalla distanza per il 2-2, ancora 150 secondi da giocare qui al Palla Ferrarina per decidere questa 22esima giornata, che poi, ricordiamolo, vedrà il Viareggio dover affrontare lo Scandiano, il Sandrigo, il Correggio e il Montebello, mentre Braganza avrà altre 4 partite di fuoco, con la trasferta a Forte dei Marmi, quindi in casa col Follonica, in trasferta a Lodi, e quindi ultima giornata in casa proprio con il Valdagno. Attenzione, intanto ritorniamo in cronaca diretta con il Viareggio che va a manovrare per la manovra d'attacco con Cinquini. Danna, ancora Cinquini, Montigello, dietro ancora verso Cinquini, Montigello pensa al tiro dalla distanza, poi preferisce scaricare lungo balaustra ancora per Muglia, 5 secondi per arrivare alla conclusione. E Teixido va, anzi è stato, mi pareva Michans forse, va a fare il fallo di squadra quando mancava 1 secondo alla fine proprio dell'azione d'attacco del Viareggio, quindi 4º fallo di squadra per il Braganza, 7 invece i falli di squadra del Viareggio. 1 minuto 54 secondi alla fine di questo secondo tempo, con risultato sempre di parità qui al Palla Ferrarina tra Braganza e Viareggio. In caso finisse in parità sarebbe il 4º pareggio per il Braganza in questa stagione, mentre sarebbe il 6º pareggio per Viareggio sempre in questa stagione. Finito anche il secondo time out, quello da 30 secondi, dopo che entrambe le formazioni avevano già usufruito del time out lungo da 60 secondi. Fallo questa volta per il Braganza, e quindi con Amato, Teixido in avanti, Scuccato, ancora Teixido, Michans. Per questi ultimi 2 minuti Diego Miera si è affidato al miglior starting 5 del Braganza. Adesso Michans e Teixido va a prendersi anche l'8º fallo di squadra. Tanto l'arbitro va a richiamare la panchina viareggina, non era d'accordo su quest'ultimo fallo di squadra.
tutto pronto per battere questa punizione. Scuccato per Teixido, dietro ancora per Michans, quindi Amato. Teixido, pallina centrale che viene però recuperata da Montigel. Dietro ancora per Muglia, tiro di Muglia fuori dallo specchio della porta, pallina che comunque viene recuperata proprio da Danna. Entrati adesso nell'ultimo giro di orologio prima della fine della partita, con il Viareggio a manovrare. Montigel, attenzione per la deviazione di Muglia. Vedremo se questa sarà l'ultima azione che andrà a costruire il Breganze. Teixido, Amato, ancora per Michans. Teixido, Michans ancora prova ad andare a costruire l'ultima manovra d'attacco il Breganze. Teixido, Michans, ancora Teixido a dialogare sulla tre quarti pista, 20 secondi alla fine, 17 per arrivare alla conclusione. Ancora Michans, Teixido prova ad andare in profondità. Teixido, il taglio di Teixido, pallina che però viene recuperata proprio dal Viareggio. Attenzione perché adesso viene fischiato un fallo per il Viareggio, potrebbe essere stata l'ultima occasione questa per il Breganze. Infatti il tempo scorre, un secondo, e quindi finisce qui la partita tra Breganze e Viareggio. Come all'andata un pareggio, all'andata finì 5-5, il ritorno finisce 2-2 grazie alle reti, ricordiamolo, al 18° minuto da parte di Samuele Muglia per il Viareggio, quindi il Breganze con Scuccato al primo minuto del secondo tempo per il pareggio, quindi al 6° minuto Teixido per il 2-1 e quindi al 9° minuto del secondo tempo ancora Cinquini per il 2-2. Una bella partita soprattutto nel secondo tempo, con due squadre che si sono affrontate molto tecniche. Tutte e due meritano ovviamente le loro posizioni in classifica, partita assolutamente corretta, non si è arrivati né da una parte né dall'altra ai 10 falli, solamente un cartellino blu durante tutta la partita. Come si diceva, la prossima per il Breganze sarà la difficilissima trasferta contro il Forte dei Marmi. Il Viareggio invece ospiterà lo Scandiano, il sorprendente Scandiano, che quest'anno sta facendo proprio una gran bella stagione. Veramente da Breganze è tutto da parte di Ivo Peretto, Studio 7 HD. Ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!